La viticoltura di precisione consiste nell'acquisizione e nella gestione informatizzata del più alto numero di informazioni possibili riguardanti non solo un appezzamento, ma anche porzioni del medesimo. Il grande obiettivo della viticoltura di precisione è quello di riuscire a conoscere lo stato, la salute, il vigore e le necessità fisiologiche delle viti e adeguare le tecniche colturali in maniera puntuale alle esigenze rilevate. La viticoltura non ha assistito sinora al fiorire di proposte per la costruzione di macchinari adatti. Le nuove frontiere, rappresentate dal telerilevamento, permettono di costruire mappe tematiche georeferenziate indicative dello stato vegetativo del vigneto. L'utilizzo del satellite nella viticoltura di precisione prevede 3 fasi. Nella prima si ha l'acquisizione dei dati, ovvero la costruzione di una mappa. La seconda consiste nell'elaborazione e nell'utilizzo dei dati ottenuti, e nell'ultima viene fornita la mappa finale dell'azienda produttrice. Per costruire una mappa viene ripresa da un satellite un'immagine del suolo con una speciale fotocamera multispettrale. Per ogni pixel dell'immagine si rileva per mezzo di appositi sensori l'intensità di riflessione della luce solare da parte della vegetazione. La percentuale di energia luminosa che viene riflessa, riflettanza, è determinata dalla struttura delle superfici, dalla natura e dalla composizione dei corpi e dall'eventuale presenza di pigmenti. Influiscono sulla riflettanza il contenuto in acqua di un terreno o di una vegetazione, oppure il contenuto di particelle solide in sospensione in un corpo idrico. L'acquisizione del dato multispettrale non esaurisce in sé l'analisi, in quanto le elaborazioni avvengono attraverso l'utilizzo di appositi algoritmi e si suddividono in 2 classi. La prima è la produzione di mappe qualitative del vigore vegetativo delle viti, che consentono di monitorare lo sviluppo e lo stato di salute delle viti nel corso del tempo. La seconda è la produzione di mappe quantitative dei parametri fisico-chimici dell'uva. Attraverso la produzione di mappe qualitative è possibile monitorare lo sviluppo e lo stato di salute delle viti nel corso del tempo e forniscono informazioni di particolare interesse al viticoltore per quanto riguarda l'irrigazione, la potatura, la fertilizzazione, i trattamenti fitosanitari e antiparassitari. Il monitoraggio satellitare ripetuto consente di verificare, in tutti i casi sopracitati, anche l'efficacia degli interventi realizzati, in un'ottica di miglioramento continuo delle qualità degli interventi. La produzione di mappe quantitative consente di spingere ancor più nel dettaglio il monitoraggio dei vigneti e fornisce altri tipi di mappe tematiche di interesse per il viticoltore. Esse si basano sulla possibilità di estendere a vaste aree la stima di parametri enologici, misurati in pochi siti campione, mediante una loro correlazione ai dati da satellite. Questo permette di realizzare una mappa del tenore zuccherino di un vigneto, della sua acidità totale, della quantità di polifenoli e antociani contenuti, con un dettaglio che può identificare la singola vite. Tutti i dati ricavati dalle rilevazioni satellitari vengono infine inviati dalle speciali macchine agricole che li correlano alla loro posizione rilevata tramite apposite strumentazioni GPS e in questo modo permettono di gestire il lavoro da svolgere in base alle vere necessità dell'impianto. La viticoltura di precisione consente di pianificare le strategie di vendemmia e di definire le pratiche colturali ottimali, ad esempio l'irrigazione, la potatura, la concimazione, i trattamenti fitosanitari, consentendo un avvicinamento al massimo potenziale risultato di produzione e maturazione e quindi il miglioramento delle qualità delle uve. Inoltre risultano inferiori anche i costi rispetto all'approccio classico, senza considerare il miglioramento delle qualità delle uve e i benefici ambientali derivanti da una minore erogazione di prodotto. Per sapere il grado di conoscenza e utilizzo delle tecnologie satellitari applicate alla viticoltura, abbiamo svolto un'indagine. Di seguito riportiamo il questionario proposto e i dati ottenuti. I dati hanno evidenziato che l'utilizzo delle tecnologie satellitari è ritenuto utile, ma è limitato ad aziende di grande estensione a causa soprattutto della scarsa informazione relativa ai costi. Dalle interviste emerge che i rilevamenti vengono ancora effettuati sul campo tramite l'analisi visiva della salute delle piante, l'analisi chimica e fisica del terreno e il monitoraggio delle condizioni meteo. Secondo noi, l'adozione delle tecnologie satellitari sarebbe più vantaggiosa
se svolta a livello di consorzio o rete, dove i costi verrebbero ammortizzati tra le varie aziende.